Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Insomma, c'è Juventus-Inter in questo fine settimana. Io non sapevo se parlare effettivamente di questa partita, mi raccomando, non vi scannate, non vi inalberate per partite di quasi 30 anni fa. Parliamo di Juventus-Inter della stagione 97-98, la partita delle partite, la polemica delle polemiche. Ci sta ancora rimanerci male se siete interisti, polemizzare se siete juventini, per carità, ciò che si è vissuto rimane comunque sempre. Mi fa un po' sorridere anche quando sulla pagina Facebook Il Popolo del Calcio anni 90 parlai dell'Inter 97-98, ci fu una sfilza di 60-70 commenti di insulti tra tifosi interisti e juventini su qualcosa accaduto 26, 27, 25 anni fa. Questa cosa io continuo a non capirla. Se siamo cambiati da allora, quello che è successo, ripeto, capisco rimanerci male, ma continuare a polemizzare su cose accadute 25 anni fa mi sembra abbastanza anacronistico. È come se mi scrivesse la fidanzatina di quando avevo 15-16 anni per salutarmi e io iniziassi a scrivere tu quella volta al cinema nel 97 e iniziassimo una polemica su cose di quando avevamo 15 anni. Questa cosa io non la capisco molto, però tant'è. Se potete non vi accapigliate. Juventus-Inter 97-98 è la partita delle partite per il campionato 97-98, perché l'Inter ha dominato la prima parte della stagione, ha vinto lo scontro diretto all'andata. Mi ricordo all'inizio di gennaio fu la prima partita del 98, 1-0, gol di Djorkaeff a San Siro. La Juventus ha rimontato nella seconda parte e arriva lo scontro diretto del 26 aprile del 1998, che è la 31esima giornata, con un punto di vantaggio. La Juventus ha 66 punti, l'Inter ne ha 65. Stadio delle Alpi gremito, è veramente la partita che tutti attendono. Mi ricordo che alla radio Tutto il Calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi, che era la prima voce di Tutto il Calcio minuto per minuto, aveva tantissimo spazio per Juventus-Inter. Era un po' come se Juventus-Inter avesse credo addirittura 2 minuti e mezzo di linea e gli altri campi quasi una quarantina di secondi, giusto per raccontare l'essenziale, o ovviamente per interrompere in caso di gol o di calcio di rigore. Questo lo dico a chi seguiva le partite all'epoca. Non c'erano 2 partite come oggi alla domenica pomeriggio, ma c'erano 7, 8 e poi c'era il posticipo alla sera. Non è una partita bellissima. La Juventus va in vantaggio al 21esimo con un gol di Alessandro Del Piero, che adesso vi faccio vedere, e sembra mettere in ghiaccio sia la partita che il campionato, perché a quel punto la Juventus ha 4 punti di vantaggio, che sono un'enormità arrivati a quel punto della stagione. Se si girano le pagine io vi faccio vedere pure il gol. Questa è la preparazione del gol di Del Piero, decisivo in Juventus-Inter, un gol molto bello, tra l'altro anche molto difficile da segnare in una posizione complicata di campo. 1-0 per la Juve. Le cose vanno avanti. Certamente è una partita tesa, certamente è una partita nervosa, certamente c'è tanta rivalità tra quella Juventus e quell'Inter, e poi nel secondo tempo succede il putiferio, succede quello che anche chi non è appassionato di calcio ormai conosce, ovvero l'impatto in area di rigore dell'Inter della Juve tra Ronaldo e Giuliano. Guardate qua, parla il Guerin Sportivo di legge del Far West, c'è tutta la dinamica dell'azione tra Giuliano e Ronaldo. L'arbitro Ceccarini di Livorno lascia correre, e già questo sembra abbastanza clamoroso, abbastanza incredibile, sembra un calcio di rigore netto. Pensate che Ceccarini negli anni, anche recentemente, tanto per quello che ho detto all'inizio di smorzare le polemiche, afferma di aver fatto bene a non assegnare quel calcio di rigore che addirittura
Ronaldo aveva fatto un fallo di sfondamento su Giuliano, sinceramente Giuliano si è bloccato lì, è vero che Ronaldo gli va addosso, ma insomma quello è calcio di rigore. Ma che succede? Succede che non solo c'è questo impatto che non viene sanzionato con il calcio di rigore, la Juventus va in contropiede e c'è un fallo che determina un calcio di rigore a favore della Juventus. Quando l'arbitro fischia il calcio di rigore per la Juventus e saranno passati 15 secondi neanche da quell'azione dell'Inter, si scatena il finimondo e c'è l'invasione di campo quasi, insomma l'avvicinamento all'arbitro di Gigi Simoni, che era a parte un ottimo allenatore, anche una persona distinta, un signore vero e proprio, un po' come non so, può essere Pioli, oggi Ranieri, un allenatore anche di esperienza, perse veramente le staffe, perse il lume della ragione. Mi ricordo poi gli dava del lei all'arbitro, devo dire, sempre con grande educazione, quel si vergogni ripetuto tantissime volte quando l'arbitro poi lo allontanò dal campo, capannello di giocatori dell'Inter, tra l'altro giocatori di grande personalità come Simeone, come Zamorano, come Pagliuca, che andarono a circondare l'arbitro per protestare. Fu espulso Zé Elias, brasiliano. Ovviamente in questi casi viene espulso sempre quello che sa protestare di meno e quello che fa più confusione si fa notare di più. La Juventus fallisce il calcio di rigore proprio con Del Piero che tira addosso a Pagliuca, tira forte ma centrale. È l'ultima emozione di una partita comunque emozionante, che lascerà uno strascico di polemiche infinito, tant'è che quando la Juventus perderà la finale di Coppa dei Campioni dopo aver vinto lo scudetto contro il Real Madrid, ci saranno tante dichiarazioni a mezza bocca dei rappresentanti dell'Inter di soddisfazione della sconfitta europea della Juventus. Di solito le squadre italiane non gioiscono mai, quantomeno a parole, delle sventure in campo europeo di altre squadre italiane, e quella volta l'Inter ha tanto il dente avvelenato con la Juventus-Inter. Comunque quell'anno finisce 1-0 col gol di Del Piero, la Juventus vincerà lo scudetto, l'Inter arriverà seconda e vincerà la Coppa UEFA nella finale tutta italiana di Parigi con la Lazio. Ma quella partita resta una delle partite con più polemiche, con più liti e con più situazioni protratte anche nel futuro, tant'è che io vi ho detto all'inizio che se si riaccende anche in minima parte questa miccia e si trovano un tifoso della Juventus e un tifoso dell'Inter, certo non adolescenti ma già uomini, cominceranno a bisticciare comunque, perché è una ferita soprattutto per gli interisti, ma anche fonte di polemica per i tifosi juventini ancora oggi. Vi faccio vedere come sempre anche le due squadre, le due pagine dell'album Panini di quella stagione. Parliamo del 97-98. Questa è la Juventus. Io poi non so voi, ma a me piaceva molto di più l'album con sole 2 pagine per i giocatori. È vero che le rose adesso sono tante, sono di tanti giocatori, quindi è impossibile fare le 2 pagine, ma lo trovavo molto più ordinato, molto più anche visivamente preciso. C'erano i giocatori titolari, c'erano 4-5 altri giocatori senza foto e finiva là. Questa è l'Inter, seconda in campionato ma vincitrice della Coppa UEFA, e Juventus-Inter del 26 aprile del 1998 finisce 1-0. Mi raccomando, è finito quel campionato, è finita quell'epoca. Capisco che sia ancora, ripeto, fonte di polemiche. Fu veramente un putiferio e nei programmi televisivi della sera si scatenarono le moviole, i moviolisti fra Domenica Sportiva, Pressing e non vi dico il processo del lunedì di Aldo Biscardi del giorno dopo. Io credo che Aldo Biscardi, che ha promosso per tanto tempo la moviola in campo ed è stato accontentato proprio poco prima della sua scomparsa, diciamocelo, si sarà veramente fregato le mani per la puntata del processo del lunedì dopo quello Juventus-Inter, che avrà sicuramente raggiunto l'apice dell'audience e degli spettatori.
su quella che allora era Tele Monte Carlo e che oggi, lo dico ai più giovani, si chiama La 7. Tele Monte Carlo era veramente bellissimo canale che faceva tanto sport e tanto calcio. Non c'entra niente con Juventus Inter, ma mi è venuto in mente così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis. La partita della settimana torna la prossima settimana con una partita che si gioca in questa giornata di Serie A, e io ve ne porto una del passato come ho fatto oggi. Anzi, adesso vado a studiare proprio il calendario della prossima giornata. Ciao!